La tradizionale esplosione dei 5 colpi a mezzogiorno e dei 3 alle 17 annuncia che nonostante il maltempo i fuochi si faranno. Il cielo tornerà a brillare questa notte a Serravalle e oltre 30.000 spettatori saranno col naso all'insù dalla mezzanotte per ammirare lo spettacolo pirotecnico dedicato a Sant'Augusta, patrona della città. 30 minuti di pura luce ed emozione per una festa che la comunità sente in modo particolare e che regala il secondo show più importante dopo quello del Redentore di Venezia. I fuochi diventano l'emblema di quella che è la festa, che è il 22 di agosto, per questa santa che viene da sempre declamata non solo dal territorio vittoriese ma ben oltre. Dalla santa si saliva per chiedere il miracolo dell'acqua che avrebbe benedetto i raccolti, ma anche per guarire dai dolori alla testa o alla schiena. Salendo al santuario si fa il giro nella parte dove è tenuta la teca, dove sono conservate alcune reliquie della santa, si mette la testa all'interno di una feritoia proprio contro il mal di testa o si passa dietro il colonnato contro il mal di schiena. Vecchie tradizioni che comunque continuano a esistere e vengono portate nella cultura locale. Una storia, quella di Sant'Augusta, affascinante e tragica, martirizzata dal padre Matrucco per la sua fede cristiana, venne uccisa proprio per mano del genitore. Matrucco se ne pentì amaramente e passò il resto della sua vita a dolersene. La salita al santuario, che parte dalla splendida scalinata in centro, è un'ascesa mistica e fisica allo stesso tempo che il Comune il prossimo anno sistemerà. Abbiamo investito circa 1.200.000 euro per la sistemazione di questo percorso perché è un percorso importante, arrivano persone veramente da ogni luogo e ci sono migliaia di persone che ogni anno salgono al santuario e quindi è doveroso fare questo investimento anche da un punto di vista non solo turistico ma anche religioso.